Allora, io direi che innanzitutto stiamo risolvendo un punto nero della viabilità della provincia di Treviso, non solo dell'Asolano e della Pedemontana, un luogo dalle infinite code negli orari di punta e un luogo dove sono successi molti incidenti stradali, di cui alcuni molto gravi. Io mi sento in dovere di ringraziare in primis l'amministrazione comunale, quindi i miei colleghi di giunta e tutti gli assessori e consiglieri per aver perseverato con me in questo cammino. In secondo luogo l'Ufficio Lavori Pubblici del nostro comune, insieme con lo studio di architettura Basso, che ha progettato unitamente agli uffici tecnici della provincia di Treviso il disegno di quest'opera. E infine, ma non per ultimi, anche la provincia di Treviso, la regione Veneto per la compartecipazione economica e i vari responsabili dei sottoservizi, quindi dal gas alla fognatura, all'acquedotto, al consorzio bonifica, per aver collaborato insieme con noi per risolvere questa e dare una risposta definitiva a questo annoso problema. Assolutamente, noi pensiamo che sotto i nostri piedi abbiamo un metanodotto, abbiamo diversi canali consortili, abbiamo delle condotte idriche importanti, abbiamo delle fognature, abbiamo dei cavi Enel, Telecom e via dicendo che devono essere spostati e adattati alla nuova viabilità. Se non ci fosse la collaborazione di questi enti, questa tipologia di opere non sarebbero possibili. Sì, la Regione del Veneto sta investendo tanto e sinceramente crediamo nella necessità di investire tante risorse sulla sicurezza stradale, non solo con interventi diretti ma anche mediante questo bando a cui ha avuto accesso anche il Comune di Asolo e che gli ha permesso, con un cofinanziamento della Regione, della provincia e con un minimo stanziamento anche da parte del Comune, di poter realizzare questo intervento che era da tanti anni che era atteso, perché io da quando sono in Regione di questo incrocio ne sento parlare da tanto tempo. Diciamo che la perseveranza e l'impegno e la testardaggine anche dell'amministrazione e anche la capacità di fare sinergia e sintesi con gli altri enti ha portato a raggiungere il risultato. Ma guardate, di interventi bene o male noi stiamo intervenendo, ci sono diversi cantieri su tutta la regione con il bando sulla sicurezza stradale, perché finanziamo circa un 30, 40, 50 interventi ogni anno ed è da diversi anni che il bando viene finanziato. Inoltre abbiamo tutto un percorso di messa in sicurezza delle regionali, di ponti, di viadotti, ci sono tante risorse che vengono stanziate su tutto il Veneto, ma anche mediante il bando della 39 con la messa in sicurezza di viabilità provinciale e comunale su questi territori.